promettente del girone di ritorno. 2 vittorie per Luigi Zanetti, che però oggi al Palacosmos ospita un Arzignano davvero impeccabile. Serve una magia forse per frenare Jabre e compagni. E allora buon futsal da Udino Baggio per Roblox. Castrati verso il centro del campo, torna dietro da Jabre. Jabre ancora da Castrati che va di prima. Trivellin scende. Castrati, c'è Zuccon a fare un blocco. Fami si avventa sul pallone e gliela porta via come un fulmine. Fami, tocco da Bresolin. Bresolin, l'uscita di Marzotto che esulta. Fami va a puntare Tumiatti. Fami lo salta, va via sulla sinistra. Fami salta anche Jabre. Fami dentro, Bresolin non tocca l'appoggio per Serban. E Leonardo Tumiatti. Baron, il taglio verticale di Fami. La palla però per Bresolin che non trova Fami dentro. Concato, Tumiatti la tiene lì, lo scarico per il 3 che va alla conclusione sul secondo palo. Il gol dell'Arzignano, il vantaggio dei biancorossi, lo firma Matteo Concato che incrocia così. Matteus, Concato, 1-2, può andare Matteus. Matteus lo lascia lì. Matteus, Trivellin con il fianco la mette fuori. Castrati, ancora Concato. Tunnel di Concato, Castrati, il tocco di tacco. Però c'è Matteus. Matteus a conclusione col sinistro. Jabre, attenzione perché è sbilanciato il Cosmos. Può ripartire l'Arzignano con Castrati. Castrati, fuori area. Castrati, Trivellin esce e copre bene lo Jabre, Zuccon verso il centro, Riva. Zuccon va da Tumiatti. Tumiatti poi con una finta si crea lo spazio e con il destro conclude, ci mette la mano. Jean-Pierre Moore apre. Baron, Baron una finta sterza. Baron in porta ma Marzotto inseguito va a puntare Zuccon che non si lascia superare, quindi adesso tocca al 10 a sua volta ad andare a puntare Moore. Zuccon, Trivellin, lunga rincorsa di Matteus, può andare il 7. Cerca invece Tumiatti, l'appoggio a Zuccon. Interessante lo schema di 2 maglie rosse. Moore prova in uscita ma sbaglia, quindi Matteus con l'anticipo. Non sbaglia invece Matteus che fa un gol da card, da mix card di Roblox, perché la piazza lì dove Trivellin non ci può arrivare. È un gol da salvare, da rivedere con gli highlights di Roblox. Bresolin, Fami converge, poi si allunga troppo il pallone, quindi Zuccon gliela porta via con Castrati. Zuccon va direttamente in porta sul secondo palo. Gianluca Zuccon mostra così lo stemma nel derby. Jabre, Castrati la tiene lì, può restituire l'1-2. Ancora Castrati, tocco morbido per il piattone di Jabre che la infila così sul primo palo. Fa poker l'Arzignano, il 4-0 del capitano. Castrati, una finta, perde il pallone, quindi Fami fa ripartire Baron che può puntare. Baron, ruletta, Baron, Marzotto, ci pensa lui. Fami, Berto sovrapposizione, con la sua la muove la palla. Baron laterale, l'appoggio per il destro da fuori di Bresolin. Berto, Fami, Serban pressato da Matteus, riesce comunque a scaricare a Berto che non trova la... Serban torna a destra da Baron. Baron a spazio, punta Baron, controllo e conclusione provando il Cosmos con il capitano. Manovra Moore, Bresolin, ancora Serban, la vuole Baron sul secondo palo. Il passaggio di Serban diventa un tiro, il palo gol, fa 1-4 il Cosmos. Baron cerca Fami profondo, Jabre di riflesso con il tacco, prolunga per Zuccon che può andare in porta. Il gol di Gianluca Zuccon che vale manita Arzignano, 5-1. Esulta il numero 10 che trova il 22esimo gol stagionale. Fami, c'è Moore dietro in appoggio. Jean-Pierre Moore apre a sinistra, Baron di prima intenzione. Serban, splendida azione del Cosmos che si chiude con il gol del numero 9 Fami. Ancora a largo il parziale. Jabre, orizzontale Marzotto, il portapalla si avvicina alla metà campo. Marzotto va con un bolide deviato dal petto di Serban che beffa Trivellin. Esulta Marzotto e se il Cosmos segna poi ci pensa l'Arzignano. Moore, Fami, controlla il 9, doppio passo del 9, se la sposta sul destro. Marzotto non trattiene. Moore sempre a manovrare per il Cosmos, a impostare da dietro. Fami che ne salta uno, Fami una finta su Jabre e poi Fami col mancino. Fami, c'è Bresolin per l'appoggio, cercato invece Serban in mezzo a 4 maglie biancorosse ma Concato riparte, rifila un tunnel a Bresolin, vince il rimpallo. Concato! Il gol del 7-2 Arzignano porta ancora la firma di Matteo Concato che aveva aperto le danze oggi al Palacosmos. L'Arzignano quando riparte fa malissimo e con qualche secondo d'anticipo finisce qui l'incontro tra Cosmos 9 e Arzignano. Vince anche questa l'Arzignano, vince una partita importante, il derby non era scontato sulla carta, conferma ancora una volta la propria superiorità nel campionato di C1 e mantiene la vetta sul Montello. 3 punti importantissimi, 7-2 il risultato finale.